Ciao a tutti e benvenuti nel nostro nuovo video. Oggi vi porteremo con noi sulle Pian del Consiglio. Faremo un trekking sulla neve in mezzo al bosco. Poi faremo anche un pranzetto con tortellini in brodo. Buona visione! Per adesso non abbiamo trovato un posto dove mangiare i tortellini, quindi ne cerchiamo un altro. Mai demordere, mai. Sì. Abbiamo messo su un po' di acqua, adesso mettiamo un dado. Dimmi. Com'è? È buono. Fresco? Quanto acqua hai messo? 75. Allora, mentre aspettiamo bollire l'acqua, allora, questo è uno dei piatti che a noi piace mangiare d'inverno, perché anche così in giornate come queste in mezzo alla neve usi l'acqua per cucinare ma bevi anche il brodo, quindi una cosa calda che ti dà un po' di conforto. I tortellini poi ci mettono 2-3 minuti a cucinare, quindi è un piatto molto veloce da fare, con un dado in tasca che te lo puoi sempre portare via per qualsiasi esigenza. L'acqua ce l'abbiamo e i tortellini si fanno al volo. Perfetto, bolle, adesso è ora. I tortellini sono pronti. Sì. Molto bene. Adesso tiriamo via da qua.
Senti, ma qui che io dovrei sedermi. E c'è il formaggio. Visto che ci siamo, una pioggia di parmigiano. No, vabbè, formaggio. È parmigiano, è giusto. Ecco qua, formaggio QB, quanto basta. Tortellini, ho un consiglio. Buon appetito! Sta venendo giù nebbia. Sì. Vado a prendere i biscotti. Si è estremizzata la faccenda in quanto? In 5 minuti è venuto giù il nebbione. Sì. Allora abbiamo fatto un caffè istantaneo per Cappuccino. così in più. Adesso sta andando qua la super moccona. Spettacolo. E buon caffè. Sì. Sì. Già, cosa hai fatto? Ti ho fatto la granita, amore, guarda. E cosa ci mettiamo dentro? Un siroppino? Granita e caffè. Il caffè. Mm. 1, 2. Allora, dopo aver mangiato e bevuto finalmente, abbiamo fatto la nostra bella scarpinata con i ramponcini nuovi. Gianni continua a fare sì. Allora, in descrizione vi metto altri video, i link degli altri video che abbiamo fatto nel consiglio, che è già un po' di volte che veniamo qua, se siete curiosi. E alla prossima. Vi salutiamo al prossimo video. Ciao! Immondizia a casa, naturalmente. Sempre a casa. Ciao!